In 350 da Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia per l'Assemblea interregionale CISL per la salute e la sicurezza nel lavoro. Un'occasione di confronto e aggiornamento, ma anche uno spazio per le testimonianze dei rappresentanti territoriali dei lavoratori. Sono proprio queste le figure che il sindacato ha voluto mettere al centro della mobilitazione nazionale, avviata a febbraio con numerose assemblee e iniziative per rilanciare il ruolo della rappresentanza per la tutela dei lavoratori. Il focus è soprattutto sul ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, perché noi siamo convinti che se venissero applicate in maniera corretta le norme già esistenti, il decreto legislativo 81 in particolare, gli incidenti sul lavoro non avverrebbero. Quindi è necessario fare in modo che tutti i soggetti, le imprese, i preposti, i dirigenti e i lavoratori stessi nei posti di lavoro adottino i comportamenti corretti. Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è fondamentale da questo punto di vista, perché sono loro che presidiano i processi organizzativi dentro le imprese, che hanno il rapporto con i preposti e con i dirigenti e che possono intervenire a supporto dei loro colleghi per realizzare davvero i comportamenti adeguati per evitare gli infortuni sul lavoro. L'assemblea è stata occasione per i territori del nord-est dell'avvio dell'indagine Impact RLS, una ricerca biennale che ha lo scopo di indagare la figura del rappresentante per la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi approfondire le attività svolte tra diritti riconosciuti o negati, criticità riscontrate e dinamiche relazionali. Noi riteniamo che questo debba essere una mobilitazione che continua nel tempo, proseguiremo nel tempo. Qualcuno diceva finirà tutto con l'iniziativa nazionale del 13 di aprile. No, lì è stato un ulteriore momento, proseguirà in tutti i prossimi mesi. Non iniziative spot, ma iniziative all'interno, tante iniziative all'interno di un disegno complessivo. Riuscire a portare a casa anche nel confronto con il governo nuove normative che possano rafforzare il tema della salute e della sicurezza. Alcune cose le stiamo portando a casa, altre proveremo anche nei prossimi mesi, senza abbassare la guardia. Noi riteniamo che si possa arrivare a una vera strategia nazionale in questa logica.